Scene da Far West, scontri e momenti di tensione al centro di accoglienza di Naro all'interno dell'Istituto Immacolata Concezione di Piazza Cavour. Una rivolta scatenata nel reparto riservato alle donne. Giovani migranti che si sono ribellate contro un sistema, a loro dire restrittivo, maggiore libertà e più servizi e un edificio adeguato, le principali rivendicazioni che sono sfociate poi in violenza. Il bilancio è stato di 3 carabinieri feriti, 4 nigeriane arrestate, di età compresa fra i 18 e i 19 anni, e altre 5 denunciate in stato di libertà alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Le immigrate dovranno ora rispondere delle ipotesi di reato di rissa, lesioni personali, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Anche nelle comunità dislocate sul territorio di Agrigento si erano registrate nei mesi scorsi scene di protesta, di insoddisfazione. Questa volta la vicenda ha assunto una connotazione più complessa e grave. All'origine problemi di vivibilità nella struttura. Tutto sarebbe stato pianificato all'ora X. È scattata la max protesta mettendo in atto un vero e proprio raid teppistico. Danneggiati arredi, mobili e suppellettili. Dopo la segnalazione sul posto sono arrivati i carabinieri, i quali hanno avuto il loro bel da fare per riportare alla calma, tant'è che 3 di loro sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari.